in collaborazione con Gruppo ENA. Dal secolo scorso, la nostra passione sono i clienti. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Richiedi al tuo negoziante di fiducia i prodotti del mercato agroalimentare della Sardegna. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. SE Trand, settore ecologia, dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Giovedì scorso ha preso il via la terza edizione della regata virtuale e reale che unisce sport, innovazione e promozione del territorio. Organizzata da Havas, armatori vela d'altura Sardegna, la Sailing Cup Cagliari Trophy continua a crescere anno dopo anno, contribuendo a creare una comunità che vive il mare con passione, sia nella dimensione virtuale sia in quella reale, con l'obiettivo di coinvolgere sempre più persone, soprattutto giovani, in un'esperienza sportiva inclusiva e internazionale. Dopo il successo degli scorsi anni a Villa Simius e a Cagliari, l'evento che unisce la vera reale a quella virtuale torna nel capoluogo sardo, confermandosi come una delle manifestazioni più innovative del panorama sportivo digitale. Un format unico che combina la competizione online tramite l'app Sailing Cup, gratuita, disponibile per Android e Apple, con la finale reale nel suggestivo scenario del Golfo degli Angeli, in programma dal 9 all'11 novembre 2025. L'evento, che gode del patrocinio e del contributo del Comune di Cagliari e della Regione Autonoma della Sardegna, a testimonianza del valore sportivo e promozionale della manifestazione per tutto il territorio, permette ai partecipanti di tutto il mondo di sfidarsi virtualmente da giovedì scorso al prossimo 10 agosto, simulando regate in tempo reale, accessibili anche a chi non ha esperienza velica. Alla edizione 2025 partecipano oltre 1500 navigatori online. I 10 finalisti più abili, selezionati attraverso le sfide virtuali, saranno ospiti per un intero weekend a Cagliari, grazie alla collaborazione con Hotel Palazzo Doglio, official hospitality partner dell'evento, e parteciperanno alla regata finale in mare, dove riconosceranno lo stesso specchio d'acqua ricostruito in 3D nell'applicazione e nel quale avranno dal 10 luglio gareggiato durante le prove online. Come nasce l'idea di unire la regata reale a quella virtuale? Nasce proprio con l'idea stessa dell'app, cioè facciamo un'app, ricostruiamo lo sfondo di Cagliari e siccome siamo un'associazione di armatori vela d'altura Sardegna e quindi abbiamo a disposizione più di 100 barche, uniamo le due cose e facciamo in modo che chi conosce Cagliari virtualmente possa avere poi la possibilità di fare una finale reale con barche che mettiamo noi a disposizione. Ci dobbiamo aspettare qualche novità per questa terza edizione?
Tanti partecipanti da tutto il mondo, come era successo già nella prima edizione, era arrivato uno da Chicago addirittura apposta per fare la finale, e stiamo cercando di farla conoscere il più possibile. Avranno tra l'altro la fortuna di essere ospitati al Palazzo Doglio, quindi voglio dire, vieni dall'altra parte del mondo ma ti ospitiamo in un palazzo, in un hotel 5 stelle, insomma. Quindi ancora non si sa da che parte del mondo arriveranno i partecipanti? Ma di solito le iscrizioni arrivano un po' da tutto il mondo, dall'indirizzo mail si capisce da quale nazione arrivano, e ce ne sono sempre di tutto il mondo. Ovviamente prevalentemente italiani, quindi insomma tutti gli appassionati di vela del mondo noi li aspettiamo. Un evento che sicuramente può contribuire alla promozione dell'isola sia dal punto di vista turistico che sportivo. Nasce soprattutto come strumento di promozione del territorio, quindi è un progetto fatto insieme al Comune di Cagliari per far conoscere Cagliari in tutto il mondo, e che contiamo poi di espandere nei prossimi anni aggiungendo non solo Cagliari ma anche altri spot dell'isola, Porto Rotondo, Alghero, Villa Simius, e quindi fare in modo che chi gioca può scegliere dove andare a fare la finale e quindi in quale posto della Sardegna andare a conoscere, insomma. È delle ultime ore l'accolato appello del presidente del Consorzio di tutela del formaggio pecorino romano Gianni Maoddi, che si è rivolto alle istituzioni per far fronte al paventato aumento del 30% alle esportazioni sul mercato americano, che oggi rappresenta oltre il 70% delle contrattazioni estere. Le aziende, soprattutto quelle più vulnerabili sotto il profilo finanziario, non possono essere lasciate sole. Se le nostre contrattazioni nell'area statunitense dovessero essere rallentate, molte realtà rischierebbero seri problemi. Il nostro consorzio non starà a guardare. Stiamo già portando avanti attività di lobbying sia nel mercato americano che presso le istituzioni europee per far comprendere l'unicità del pecorino romano DOP e l'importanza di tutelare un prodotto simbolo del Made in Italy dell'agroalimentare. È probabile, ha osservato Maoddi, che l'annuncio dei nuovi dazi da parte dell'amministrazione Trump sarà probabilmente l'ennesima notizia destinata a essere rivista e modificata nei prossimi mesi. Tuttavia, questo clima di incertezza non ci permette di lavorare con serenità. Il dazio attuale, al 10% combinato con il cambio sfavorevole del dollaro, già penalizza il nostro export. Con un aumento al 30% è inevitabile che le vendite subiscano un rallentamento e questo ci preoccupa seriamente. La nostra fortuna al momento, ha concluso il Presidente, è che non abbiamo eccedenze produttive perché quella 2024 è stata completamente venduta e che la nuova produzione del 2025 è pronta per essere immessa sul mercato. Questo ci dà un minimo di margine operativo, ma non può bastare di fronte a un eventuale blocco o rallentamento consistente delle esportazioni verso uno dei mercati più strategici per il nostro prodotto. Il numero 1 del consorzio rilancia quindi una serie di proposte. Serve mantenere la calma e non cedere alla tentazione di abbassare i prezzi, che danneggerebbe tutto il comparto. Occorre invece attivare tutti gli strumenti che la politica ha a disposizione, rilanciare il pegno rotativo e aiutare le aziende a sostenere i costi, riproporre i bandi destinati agli indigenti per alleggerire i mercati interni, finanziare un ammasso straordinario per immettere il prodotto in maniera graduale sul mercato e, perché no, valutare il ripristino dei premi all'esportazione che fino al 2004 hanno incentivato l'apertura verso nuovi mercati esteri. Attraverso questo sistema si potrebbe compensare l'effetto dei dazi. Ogni giorno selezioniamo con cura il nostro raccolto. Il meglio del territorio, da sempre garanzia di qualità. Ma è proprio quando le luci si accendono e il mercato si anima che tutto prende vita. Dalla terra alla tavola in meno di 12 ore. Frutta e verdura dal sapore autentico, come in un mosaico di freschezza e genuinità. E per chi apprezza i sapori esotici, un'ampia scelta di frutti tropicali selezionati. I have to praise you like I should.
Yaris Cross Hybrid 130 cavalli. Ogni possibilità conta. Scegli il vero ibrido Toyota. Gruppo ENE. Dal secolo scorso, la nostra passione sono i clienti. Remosa, in attività in Sardegna dal 1955. Oggi è leader nazionale nello sviluppo del progetto Idrogeno Verde. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Difficile rapporto con le banche? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. Il dettaglio sul sito spheres.it. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Setrand, settore ecologia. Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa fornendo un valido supporto per la gestione dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi. Grazie agli impianti innovativi ed al costante sviluppo tecnico recuperiamo oltre il 70% dei rifiuti da noi gestiti. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Da sabato 5 luglio ha preso il via ufficialmente anche in Sardegna la stagione dei saldi estivi. Mediamente un nucleo familiare spende 157 euro, 3 euro in più di 12 mesi fa. Ogni sardo invece 75 euro, 70 lo scorso anno. Praticamente i dati sono in linea con un 2024 più povero delle stagioni precedenti, spiega il direttore di Confcommercio Sud Sardegna Giuseppe Scura, nonostante, grazie alla diminuzione dell'inflazione, sia aumentato il potere d'acquisto e quindi si prevede che la stagione dei saldi estivi possa, in chiusura dei conti il 2 settembre, riscontrare un maggiore successo di quello oggi previsto. Da 10 giorni gli esercizi commerciali della Sardegna propongono prezzi imbattibili per un giro d'affari nell'isola che si aggira sui 50 milioni di euro. Le famiglie che acquisteranno durante i saldi saranno circa 300.000, con un buon contributo dei visitatori della nostra regione. Al microfono dell'inviato di Panorama Sardo, l'accolato appello del presidente di Confesercenti Sardegna, che da anni predica una diversa politica nell'avvio delle vendite promozionali.
In Sardegna in particolare la legge 5 che regolamenta il tipo di commercio anche nei confronti dei saldi che vede protagonisti i commercianti, però questa legge 5 viene a volte interpretata, a volte anche manipolata in modo non corretto, è giusto? Allora, ci sono due aspetti da sottolineare. Uno, dicevo, parliamo di saldi di fine stagione, c'è un controsenso e noi commercianti lo ripetiamo da tempo, la stragrande maggioranza dei commercianti è d'accordo per posticipare l'inizio di saldi, perché se si chiamano saldi di fine stagione non si capisce perché vengano fatti nei periodi di piena stagione come i primi di luglio, quindi a estate appena iniziata, o i primi di gennaio ad inverno appena iniziato. Questa è la premessa. Nella legge 5 ci sono le cosiddette indicazioni con le adeguate tra virgolette, adeguate sanzioni per chi contravviene alla disposizione che recita, lo dico a beneficio degli ascoltatori, che 40 giorni prima dell'inizio dei saldi non si può fare nessuna promozione. Ora c'è tutta una legge del Far West della serie chi ha l'arma più potente, chi è più veloce ad estrarla, riesce a fare tranquillamente i presaldi. E questo lo dico a discapito di quelli che si adeguano alla normativa e invece serenamente aspettano. Da dei nostri dati evinciamo che almeno un 20% ha già acquistato nei presaldi, quindi una cifra intorno ai 100 euro a cliente è stata già spesa. Questo perché? Perché la normativa non è proporzionale, la normativa è uguale per tutti, che tu abbia un negozio di 20.000 metri quadri o di 50 metri quadri, la normativa dice che paghi una multa dai 1.000 ai 2.000 euro. Ai consigli pratici per quanto riguarda i saldi, che ricordiamo dureranno 60 giorni dalla data di inizio, c'è sempre questa sfumatura che è quella dei presaldi piuttosto che quella di comprare prodotti di fine serie, di fine stagione, però la stagione, i saldi iniziano all'inizio della stagione sia estiva che invernale, come ci ricordava a gennaio, i primi di gennaio prima dell'inverno ci sono i saldi, i primi di luglio prima dell'estate ci sono i saldi. Non è una sfumatura da poco, è un qualcosa che può assolutamente inficiare quella che è la stagione e quindi la sostenibilità economica dell'esercente. Se qualcuno parte prima è chiaro che chi arriva dopo, chi arriva più tardi si trova fortemente penalizzato e guarda caso chi parte prima sono sempre i grandi gruppi che si possono permettere tranquillamente di pagare la sanzione che è uguale per tutti, lo sottolineo, e questo è fortemente iniquo e noi nella revisione della 5 lo sosteneremo con forza come abbiamo fatto nel passato. Ci vuole un principio di proporzionalità e delle sanzioni adeguate a seconda della grandezza e del volume d'affari del negozio. Non siamo tutti uguali, non si può competere così. Questa si chiama concorrenza sleale ed è ora di dire basta, ci sono tanti negozi che chiudono, ma anche per questo, non solo per questo, ma anche per questo, perché soccombono nella concorrenza della grande distribuzione, dei furbetti della situazione e della concorrenza sleale dei negozi online. Quindi quello che chiediamo, una normativa adeguata con dei principi proporzionali a secondo del volume d'affari, della grandezza e in caso di recidiva la chiusura temporanea del negozio in modo da dare dei segnali drastici molto importanti. Ripeto, qua c'è in ballo l'equilibrio, c'è in ballo la concorrenza leale. Qui invece è la legge del Far West, chi arriva prima, spara prima, chi ha la pistola più grande riesce a vincere e l'altro soccombe. Non si può assolutamente andare avanti così. Voglio ricordare che chiudono 5 piccoli negozi al giorno in Sardegna, 5 piccoli negozi. Qui si sta facendo e si persegue i vantaggi delle persone e delle aziende sleali. Non si addice a un paese evoluto e civile come l'Italia. Chiediamo delle norme adeguate. Non vorremmo mai cadere nel ripetitivo e nel banale, però è giusto sottolineare quelli che sono i criteri base. Il prezzo deve essere indicato chiaramente, deve essere indicata la percentuale di sconto e deve essere poi indicato il prezzo scontato. È chiaro che sottolineo che il riferimento è esclusivamente su merci di fine stagione. Fondamentale sottolinearlo perché c'è dietro tutto un comparto, una zona d'ombra che adesso magari dovrebbe essere attenzionato in una maniera diversa e forse non è il caso di approfondire in questo momento.
Nessuno vive i propri sogni come te. Nessuno affronta la strada così, anche quando una strada non c'è. Nessuno sfida così intensamente i propri limiti. Nessuno ama così tanto la polvere. Nessuna è come S-Cross Hybrid. Suzuki S-Cross Hybrid. Next Level SUV. Gruppo ENE. Dal secolo scorso, la nostra passione sono i clienti. Remosa, in attività in Sardegna dal 1955, oggi è leader nazionale nello sviluppo del progetto Idrogeno Verde. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Non c'è solo il credito bancario. Con i mini bond e le cambiali finanziarie coperti dal fondo di garanzia, i tuoi progetti trovano nuovi investitori che credono in te. Contatta Spheres. Ogni giorno selezioniamo con cura il nostro raccolto. Il meglio del territorio. Da sempre garanzia di qualità. Ma è proprio quando le luci si accendono e il mercato si anima che tutto prende vita. Dalla terra alla tavola in meno di 12 ore. Frutta e verdura dal sapore autentico, come in un mosaico di freschezza e genuinità. E per chi apprezza i sapori esotici, un'ampia scelta di frutti tropicali selezionati. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Meno scartoffie e più efficienza? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Setrand, settore ecologia. Siamo in grado di attivare il servizio di pronto intervento ecologico in caso di emergenza e con potenziale contaminazione delle matrici ambientali. Forti delle nostre competenze e dei nostri mezzi, realizziamo bonifiche di siti inquinati anche da amianto. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Da una delle regioni più longeve al mondo parte la sfida globale per la medicina del futuro. Nuragi, l'intelligenza artificiale Longevity Company, nata in Sardegna, lancia il progetto SABA, uno studio innovativo per sviluppare algoritmi predefiniti della salute e tecnologie intelligenti per un invecchiamento di qualità. Finanziato con 2,6 milioni di euro dal PNRR, il progetto si propone di trasformare l'isola in un hub strategico per l'high-tech bioispirato. Cuore dell'iniziativa è la valorizzazione dei fattori genetici, ambientali e culturali che fanno della Sardegna una blue zone riconosciuta a livello mondiale. Un ecosistema all'avanguardia che fonde scienza, tecnologia e tradizione per portare nel mondo una nuova idea di salute. Sì, la Sardegna, come sappiamo tutti, è considerata una delle blue zone. C'è una percentuale alta di persone che vivono più a lungo e più sane. Quello che noi vogliamo fare è capire quali sono i fondamentali dietro questa longevità e poter capire come creare intervenzioni perché si possano estendere non solo alla Sardegna e alle persone che vivono qua, ma a tutto il mondo. La mission di questo progetto? La mission principale del progetto SABA è proprio questa di mappare 10-50.000 persone in Sardegna, capire cos'è un super ager e quali sono le caratteristiche principali che possiamo estrapolare ed estendere al resto della popolazione.
Abbiamo 2 livelli di studio, abbiamo una prima fase in cui daremo la possibilità a tutti i partecipanti in Italia di contribuire alla nostra ricerca, ma poi ci focalizzeremo più sulla Sardegna per cercare di capire e modellare i cosiddetti super agers, quindi persone che magari hanno una certa età che però biologicamente ne dimostrano una molto più bassa, quindi questo è uno degli obiettivi dello studio. Con l'aiuto dell'intelligenza artificiale in questo caso? Sì, negli ultimi anni ci sono stati molti avanzamenti scientifici dal punto di vista dell'intelligenza artificiale che stiamo sfruttando per generare dei modelli che ci aiuteranno a comprendere non solo come allungare la durata della vita, ma il nostro obiettivo è quello di migliorare la qualità della vita, quindi comprendere quali sono i meccanismi. La luna è sotto casa, ma non la prenderò. Non cerco la fortuna che un giorno mi lasciò. Non mi appartiene il sogno, non cerco falsità. La vita è una battaglia fatta per la verità. Ti lascio ai tuoi pensieri, ai tuoi santoni indù, ai mondi di parole, al vuoto che vuoi tu, ai tuoi guerrieri pazzi che dormono. Anche quest'anno il Quartu Sant'Elena si illuminerà con la rassegna estiva La Luna Sotto Casa, giunta alla 5ª edizione, un festival diffuso che trasforma le piazze, i cortili e il litorale in palcoscenici all'aperto, dove la cultura incontra le persone sotto le stelle. Musica, teatro, laboratori, percorsi enogastronomici e spettacoli itineranti animeranno la città tra luglio e agosto, con un cartellone ricco di proposte per tutte le età. L'organizzazione, con il supporto della Fondazione di Sardegna, della Regione, e la collaborazione con l'Associazione Enti Locali. La rassegna punta a valorizzare Quartu come polo culturale del sud Sardegna, offrendo un'estate vivace e accessibile ai residenti e ai turisti. La tua foresta muta non dà la libertà, la voce si è smarrita ma un giorno parlerà, e sopra le tue spalle la polvere cadrà. Vorrai tornare indietro ma ritorno non sarà. E siamo alla 5ª edizione, riproponiamo La Luna Sotto Casa, cercando di offrire una proposta che possa accontentare tutti, tutte le fasce d'età, i bambini, gli adulti e anche i giovani, perché è prevista anche una iniziativa che si chiama Palchi Aperti ed è rivolta ai gruppi emergenti, e quindi rivolta ai gruppi emergenti locali del territorio isolano e comunque a chiunque voglia per la prima volta affacciarsi nel mondo della musica e dello spettacolo. L'offerta inizia con una manifestazione di presentazione e di valorizzazione dell'attività vitivinicola della Sardegna, quindi verranno presentati dei prodotti del territorio, privilegiando quelli quartesi, e quindi si inizia anche con il rilancio dell'attività enogastronomica legata al turismo e quindi allo spettacolo. Allora ricordiamo l'estate a Quartu, la luna sotto casa, ma anche il sole di Quartu, rinnoviamo l'invito a tutti i telespettatori. Certo, perché magari dopo una giornata al sole, nelle nostre spiagge, che hanno un valore e un pregio particolare, si può concludere la giornata la luna sotto casa. E anche quest'anno abbiamo cercato di difendere comunque la qualità nel progetto complessivo della stagione estiva del Comune di Quartu, che tiene conto degli spazi disponibili e che tiene conto anche di che cosa Quartu può offrire. Ci sono diverse situazioni e gruppi complessi in cui si muovono anche artisti locali di pregio a cui abbiamo avuto piacere di dare spazio, e poi c'è come di conseguenza
consueto ormai da qualche anno Attenzione rivolta ai giovani, con 2 eventi programmati in palchi aperti, uno dedicato ai giovanissimi, una sorta di contest in cui una giuria poi premierà i primi 3 arrivati meritevoli, e un'altra dedicata invece ai musicisti che vogliono salire sul palco ed esibirsi, forse per la prima volta in vita loro, in un palco attrezzato di tutto punto, di luci, fonica e microfoni e strumenti necessari per un bello show. Un calendario spalmato su quelle che sono le strutture più significative di Quartu, l'ex caserma, il Parco Parodi, l'ex convento dei Cappuccini e soprattutto le piazze. Sì, come ormai consuetudine da alcuni anni, queste sono un po' le sedi che abbiamo deciso e scelto per la programmazione. Rispetto all'anno scorso c'è un minimo di attenzione in più rivolta al Parco Parodi, che ci fa molto piacere invece occupare, perché questo ci consente anche di accontentare le richieste che vengono dai turisti o comunque da chi occupa le case della costa, che hanno sempre frequentato il parco non solo in occasione dei nostri appuntamenti ma anche con i nostri appuntamenti, per cui ci faceva piacere dividere anche lì l'attività fra attività programmata per i giovanissimi, per i bambini, che si svolge alle 19 di sera, e invece quella serale dedicata agli adulti nelle solite ore buie, in cui alcuni gruppi importanti faranno le loro performance. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Nessuno lotta per la tua impresa? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Remosa, in attività in Sardegna dal 1955. Oggi è leader nazionale nello sviluppo del progetto Idrogeno Verde. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. I dettagli sul sito sfirso.it. Toyota Aygo Cross, il crossover compatto che conquista la città in tutta agilità. Resta connesso al tuo stile con Toyota Aygo Cross. Gruppo ENA. Dal secolo scorso, la nostra passione sono i clienti. Ogni giorno selezioniamo con cura il nostro raccolto. Il meglio del territorio. Da sempre, garanzia di qualità. Ma è proprio quando le luci si accendono e il mercato si anima che tutto prende vita. Dalla terra alla tavola in meno di 12 ore. Frutta e verdura dal sapore autentico, come in un mosaico di freschezza e genuinità. E per chi apprezza i sapori esotici, un'ampia scelta di frutti tropicali selezionati. Setrand, settore ecologia. Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa fornendo un valido supporto per la gestione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, in linea con la nostra certificazione EMA. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna.
Panorama Sardo non è voluto mancare a capoterra all'evento Alle radici del vino sardo, viticoltura e vinificazione nell'età nuragica per l'organizzazione di Asso Enologi Sardegna ed Epule, l'Accademia Internazionale per la Formazione e la Promozione della Cultura Enogastronomica e dell'Analisi Sensoriale degli Alimenti, in collaborazione con Agenzia Agris e l'associazione La Sardegna verso l'UNESCO. È stato un vero e proprio viaggio nel tempo, conducendo il pubblico alla scoperta delle origini millenarie della viticoltura e dell'enologia sarda. Una grande conoscenza di Panorama Sardo, Angelo Concas, siamo da Epule, l'Accademia Enogastronomica Internazionale. Oggi un argomento tanto caro sia ad Epule, ad Angelo Concas, ma soprattutto al circuito sardo. Sì, al circuito sardo, grazie a Sardegna verso l'UNESCO, abbiamo scoperto che mancava il tassello che parlasse appunto di enologia del periodo nuragico. Quindi Epule Asso Enologi ha proposto appunto a Sardegna verso l'UNESCO di creare questo evento. Un evento che, come avrai notato, la sala è strapiena e qui abbiamo dei luminari che ci stanno raccontando la storia vitivinicola della Sardegna di 4.500 anni di storia. Si parla anche chiaramente, si arriva a parlare di 7.000 anni di storia, parlando chiaramente di tutto quello che è il bacino del Mediterraneo e oltre, chiaramente parlando della Turchia, parlando dell'Iran. Però il risultato è che stiamo parlando di una realtà che la Sardegna deve far conoscere nel mondo. L'enologia sarda si è sempre detto 5.000 anni di storia, ma si raccontava già 40 anni fa, 50 anni fa. Sì, abbiamo 5.000 anni di storia, ce li abbiamo, ma abbiamo una realtà che dobbiamo far conoscere al mondo, perché se ne parliamo tra di noi e non la portiamo fuori, non la esportiamo, otteniamo ben poco. Quindi dobbiamo esportare la conoscenza di quello che il patrimonio dell'enologia sarda c'è. Oggi avremo modo di degustare dei vitigni minori, dei vitigni autoctoni, parliamo veramente autoctoni. È difficile, bisogna essere certi. Io dico sempre, al giorno d'oggi sono autoctoni, poi gli studiosi, gli scienziati possono scoprire che dall'altra parte salta fuori che non è autoctono, magari il Nasco, per dire, oggi come oggi è autoctono. Avremo modo di degustare appunto Alvarega, Arvesignado, la Conargio, dei vitigni decisamente unici della Sardegna. Alcune sono microvinificazioni fatte dall'Agris, ma avremo dei risultati interessantissimi da far scoprire quello che è il patrimonio enologico della Sardegna. Concas, mi corregga se sbaglio, questo è un argomento a lei caro come tanti questi percorsi vitivinicoli negli anni. Io parlo di percorsi di contenuti, i percorsi tecnici ce ne sono tanti nell'isola, anche fuori dall'isola, ma questo in particolare, l'archeologia, i ritrovamenti abbinati al vino per battezzare poi chi ha portato questi magnifici vitigni in Sardegna, dal Vermentino che è più sviluppato al nord, dal Carignano, per arrivare al vitigno principe che è il Cannonau. Io vorrei un suo parere da un punto di vista assolutamente tecnico, ma anche di cultore di questo mondo. Allora mi soffermerei al Cannonau, perché il Carignano e il Vermentino sono stati importati, mentre per il Cannonau c'è quasi una certezza, oramai si dice che appunto sia il vino più antico del Mediterraneo, oltre 3.200 anni di storia, e quindi quello che dicono gli spagnoli di averlo importato loro nel periodo della dominazione viene a cadere, perché comunque c'è la scienza che lo comprova, non è Angelo Concas che lo dice o altri esperti del settore. Quindi mi soffermerei su Cannonau, che è importante, però abbiamo altre realtà, il Nasco, il Nuragus, il Monica, il Semidano, sono tutti vitigni, la Conargio, Alvarega, Arvesignado, sono tutti vitigni autoctoni della Sardegna. Questo è importante, chiaramente non sono vitigni che aiutano a fare, come potremmo dire, cassa,
quelli che permettono di far cassa, quelli che ci permettono di andare nel mondo, di farci conoscere, sono il Canonau, sono il Nuragus, sono il Vermentino. Vermentino che pur non essendo chiaramente un vitigno autoctono è però un vitigno che ha trovato l'habitat ideale in Sardegna, è la zona dove si produce più di tutti. Oggi il Vermentino lo troviamo in tutto il mondo, dal Sudafrica all'Australia, alla Nuova Zelanda, dappertutto, in Italia, in Toscana, nel Lazio, in Sicilia. Però il territorio dove veramente ha trovato l'habitat ideale, dove meglio si esprime in assoluto, è la Sardegna. Ecco, questo fa sì che bisogna andare sempre di più sul contenuto, ma perché c'è questa difficoltà? Nelle tante fiere, lei ha partecipato a fiere nazionali, internazionali, il Vinitaly è sempre, io dico, il giro di boa di un anno di lavoro soprattutto dei viticoltori sardi, ma perché si ha sempre questa difficoltà sulla divulgazione e ci si ferma un po' più sul commerciale? Difficoltà. La difficoltà è che per far conoscere ci vogliono degli investimenti. Non sempre gli investimenti arrivano, quando arrivano non sempre secondo me vengono sfruttati al meglio. Diciamo che da parte nostra facciamo tanto e non abbiamo aiuto per divulgare, però noi ci battiamo e divulghiamo lo stesso. Io direi che ci vorrebbe più attenzione da parte delle istituzioni, comprendere quali sono le associazioni che si battono per far conoscere la Sardegna. Io sono 50 anni che mi batto per far conoscere la Sardegna, come me l'Asso Enologi, quindi la figura di Mariano Murru, veramente ci diamo l'anima dentro, però non c'è questa voglia di venirci incontro, di aiutarci. Noi andiamo avanti, anche la giornata di oggi è una giornata che non vede un centesimo di finanziamento, però vede tanta fatica da parte nostra. Eppure Accademia riconosciuta dal Presidente della Repubblica, un'accademia che veramente esiste 20 anni e che non ha mai avuto un centesimo, e nonostante questo noi andiamo avanti a fare cultura, non in Sardegna, in giro per il mondo. Oggi si parla del Canonau, si parla di archeologia, è presente anche Asso Enologi, ma in una chiave di paternità e non solo. Assolutamente sì, e non solo di Canonau, in realtà si parla della Sardegna come madre della vite, della domesticazione della vite. Sicuramente la Sardegna è stato uno dei centri del Mediterraneo più importanti per la domesticazione della vite, e tuttora ne sono dimostrazione le viti selvatiche sparse un po' in tutti i boschi dell'isola. Un patrimonio incredibile che poi ritroviamo anche nella grandissima biodiversità che abbiamo nell'isola. È una delle regioni italiane europee più ricche di biodiversità, e probabilmente alcuni di questi vitigni che ancora oggi abbiamo risalgono a epoche remote, sicuramente alle epoche nuragiche, e oggi grazie a degli specialisti del settore si sta appunto dimostrando con i fatti scientifici che la Sardegna ha una lunghissima storia da raccontare anche nel mondo viticolo ed enologico, e quindi va di pari passo col lavoro che sta facendo l'associazione Sardegna verso l'UNESCO per valorizzare il patrimonio storico-culturale che l'isola ha, e il vino è uno degli elementi importanti di questa cultura. Quindi grazie anche ad Angelo Concas con l'Accademia Epule, che ci ha permesso di trattare questo argomento così importante oggi, e che ha permesso di avere un pubblico numerosissimo con il quale avremo la possibilità a fine giornata anche di assaggiare i diversi vini dai vitigni più antichi dell'isola, e anche il vino prodotto dalle uve selvatiche. Perché sono importanti le uve selvatiche? È importante per la nostra storia, ma anche possono avere un'importanza per il futuro, perché potrebbero sostituire i portainnesti tradizionali per la loro capacità di resistere alla fillossera, ma anche ad altri elementi, per esempio la forte salinità. E questo in un contesto internazionale in cui, come vediamo anche oggi, le alte temperature crescono e quindi le viti soffrono di più, potremo trovare una delle soluzioni a questi problemi in casa nostra, con le nostre viti selvatiche, con il patrimonio che la nostra natura ci ha dato. Un nuovo percorso vitivinicolo che vede protagonisti Epule, Asso Enologi e Sardegna verso l'UNESCO. È un percorso che racchiude anche l'essenza, quella del Mediterraneo, il vino.
Sì, una straordinaria opportunità che Epula e Asso Enology ci fornisce come Sardegna verso l'UNESCO di scandagliare il percorso che il vino ha fatto in Sardegna da qualche millennio prima di Cristo a oggi, ricordandoci che noi abbiamo una quantità di cose da raccontare che riguardano anche appunto ciò che abbiamo mangiato, ciò che i nostri avi hanno mangiato e bevuto, che possono affascinare il mondo in una narrazione straordinaria che dia alla Sardegna quella centralità che noi pensiamo che la civiltà nuragica possa dargli, costituendo un volano di sviluppo economico straordinario per la nostra terra. Remosa, in attività in Sardegna dal 1955, oggi è leader nazionale nello sviluppo del progetto Idrogeno Verde. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Ogni giorno selezioniamo con cura il nostro raccolto. Il meglio del territorio, da sempre garanzia di qualità. Ma è proprio quando le luci si accendono e il mercato si anima che tutto prende vita. Dalla terra alla tavola in meno di 12 ore. Frutta e verdura dal sapore autentico, come in un mosaico di freschezza e genuinità. E per chi apprezza i sapori esotici, un'ampia scelta di frutti tropicali selezionati. Accendi nuova Swift Hybrid. Cedi alle tentazioni. Muoviti con stile. Alza il volume delle emozioni. E non rinunciare a nulla. Guarda al futuro. E non fermarti mai. Nuova Suzuki Swift Hybrid. Gruppo Ene. Dal secolo scorso, la nostra passione sono i clienti. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Difficile rapporto con le banche? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. I dettagli sul sito sfirso.it. Setrand, settore ecologia. Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa fornendo un valido supporto per la gestione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, in linea con la nostra certificazione EMA. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna.
Una serata fuori dal comune per il pubblico di Cagliari per l'occasione dell'originale presentazione del libro di Raimondo Schiavone, La formula chimica dell'amore, edito da Arcadia Editore. Il volume propone una visione originale e provocatoria delle dinamiche affettive attraverso la filosofia SAS, stabilità, amore e sesso. In un mondo in cui l'amore è spesso caos, illusione o aspettativa, l'autore introduce una formula per comprendere e gestire i sentimenti tra riflessione filosofica e osservazione della realtà quotidiana. Il libro si sviluppa a partire dall'equazione S1 AT SN, una sola stabilità, un amore soggetto al tempo e una sessualità potenzialmente molteplice, per analizzare le diverse configurazioni delle relazioni umane tra equilibrio, disarmonia e desiderio di autenticità. Durante l'evento l'autore ha dialogato con Eva Grimaldi in un confronto vivace e autentico condotto dal carismatico Massimiliano Medda. La serata è stata arricchita dall'ascolto di podcast ispirati al libro, con letture a cura degli attori Noemi Medas e Simeone Latini. Un incontro tra pensiero e narrazione per chi vuole riflettere sull'amore con leggerezza, profondità e un pizzico di ironia. Parlare d'amore oggi secondo me è indispensabile perché c'è tanto odio in giro, ci sono tanti conflitti. Io parlo tanto nelle mie cose, nel mio blog, nei miei scritti, nei miei libri, ho parlato tanto di geopolitica, di guerre, di conflitti, però credo che in questo momento sia necessario parlare d'amore. Ma io ne parlo in maniera ironica, in maniera spiritosa, introducendo questo elemento della formula chimica dell'amore, che è una cosa un po' divertente, che non ha pretese di insegnare niente a nessuno, non ha pretese di fare neanche lo psicologo, fare il sociologo, fare altre cose, ma la pretesa è soltanto un po' di far divertire e allo stesso tempo di dare dei consigli utili sul tema dell'amore e soprattutto anche di avere rispetto per l'amore, perché quando si parla di amore bisogna capire che bisogna parlare di libertà, di parità di genere, di rispetto fra le persone. Ecco, questo è un tema molto importante che forse va trasmesso ai giovani. Oggi Eva Grimaldi, che era presente con noi, secondo me ha detto queste cose con molto interesse. Parlare ai giovani d'amore secondo me è importante. Senta, nel suo Decameron, possiamo dire, quindi da Lorenzo Magnifico a Boccaccio, lei pone dei paletti molto precisi, prende le distanze dai mental coach che riempiono effettivamente le piazze, ma dice io non voglio dare delle formule per i curi solitari, insomma, diciamo una china piuttosto dolorosa, anche deprimente, però voglio porre limite al caos che le relazioni talvolta causano, cioè, come a dire che in qualche modo, se ho capito bene, che si sta parlando di rincorsa della felicità, non di fuga dalla solitudine. Abbiamo interpretato bene? Ma sì, è rincorsa della felicità, perché l'amore è felicità, anche dolore a volte, perché l'amore è anche doloroso, però è sicuramente rincorsa della felicità. No, non voglio, che questo libro non ha le pretese di essere un libro che dà consigli, che sostiene la psicologia delle persone o i conflitti amorosi o i sentimenti. No, non ha questa pretesa. Il libro ha la pretesa di individuare attraverso la formula, fare un gioco ed arrivare poi nella parte finale del libro a un po' anche a demolire la formula, perché il libro poi a un certo punto cambia il suo orientamento. Di questo però non ne voglio parlare, perché sennò uno non legge il libro, perché il libro ha questo aspetto che è un po' un thriller, arriva a un certo punto in cui cambia completamente versante. Senta, un'ultima domanda, lei ricorre spesso a delle metafore marinaresche. Dove la porterà questa vela nuova costruita con stoffa antica? Ma io uso metafore marinaresche perché sono nato sul mare, ho vissuto sul mare, perché amo il mare e quindi secondo me il mare è un grande insegnante di vita, lo dicono i marinai, lo dicono la storia del mare, la storia dei navigatori e quindi l'amore è un grande navigare in mezzo al mare. Forse l'amore è la randa che porta la barca è la stabilità e il sesso, in quel caso è il vento. Il libro mi sembra che spieghi tutto. Trovare l'amore, trovare la stabilità, ci sono delle regole e delle combinazioni in cui si è parlato, un libro che si introduce e forse anche definito come un libro per adulti, ma non lo è così. Penso che Eva Grimaldi abbia azzeccato, è un libro che bisogna far circolare ai giovani perché la stabilità, l'amore, sì, poi il sesso, sono tre combinazioni vincenti che non si trovano da giovani, spesso si trovano da quando si è adulti.
spesso si trovano anche quando hai esperienze che non è facile raccontare, come le separazioni, i divorzi. Ecco, trovare queste combinazioni e soprattutto parlare di sesso, di stabilità, di amore, io credo che dovremmo abituarci. Spesso si parla meno e oggi questa serata di questa bellissima presentazione di questo libro ci ha fatto capire, ci ha fatto aprire un po' gli occhi che il dialogo è una delle formule giuste di questa SAS. Proprio io credo invece che abbiamo fatto bene sia a raccontarlo e a fare una presentazione di questo tipo con tanta gente, credo che sia la formula giusta. Io poi sono uno abbastanza ironico, se drammatizzo sempre, penso di avere un carattere buono, un bel carattere perché scherzo anche sulle mie gaffe, però nella vita privata trovo una formula più che corretta e giusta. Non è facile da trovare, però bisogna cercarlo. Il Galateo prevede questo, che a cena non si parli mai di religione, di sesso e di politica. Oggi, grazie all'estero di Raimondo Schiavone, mi sembra che si siano infranti tutti questi tabù. Qual è il risultato? Ma io credo che il risultato è il raggiungimento della maturità. Parlare e soprattutto quando si è sereni col proprio partner o la propria donna è il raggiungimento della vera felicità. Io imposto il mio rapporto di vita personale e di vita privata sul dialogo, proprio parlando delle cose che sembrano scontate, di fatto non lo è. Il successo della vita, il successo di questo libro è anche questo, dire e dare una ragione alla vita personale, alla vita privata, anche al sesso che fa parte della nostra vita. È inutile nasconderci dietro queste cose. Forse non siamo abituati a parlare del rapporto personale e anche del sesso, forse non siamo molto emancipati, non siamo come i paesi del nord Italia, del nord Europa che sono un po' più aperti. Il sud Italia e la Sardegna sono un po' chiusi mentalmente, però è bene, forse è arrivato anche il momento di cominciare a aprirsi sempre di più. Stiamo facendo dei buoni passi in avanti, non sono sempre sufficienti, però quando c'è la crisi familiare, quando c'è la crisi di coppia, quando c'è la crisi dei giovani, spesso è perché si dialoga poco. Ecco, questo libro ti porta al dialogo. Un'ultima domanda, Raimondo Schiavone è un imprenditore e una voce autorevole, un geopolitico di fatto che parla d'amore, quando comunque ultimamente vediamo che è argomento prediletto di psicologi, di mental coach, è come il successo di stasera è come una certificazione del fatto che le persone vogliano sentirsi dire certe cose non tanto da chi passa di lì per caso, ma da una voce autorevole. Lei da chi vuole sentirsi dare dei consigli sull'amore e sulle relazioni, da chi cerca di formarsi? Ma, guardi, io oggi ho sentito un amico sul palco che si chiama Mondino Schiavone parlare da uomo, da ciò che è la sua esperienza di vita l'ha scritta su un libro, in modo molto garbato ma molto diretto. Io penso di parlare allo stesso modo quando parlo sia con la mia compagna, o parlo con altre persone, parlo con responsabilità, con maturità, molto diretto e affronto tutti i problemi. Io sono uno che parla di tutto con la massima semplicità. Forse per quello che mi alzo bene tutte le mattine e sono felice. E poi ovviamente siamo esseri umani e viviamo con le nostre difficoltà, i nostri problemi, ma bisogna affrontarli. Affrontare i problemi del sesso e del rapporto di coppia, lì si vede la persona, l'essere umano più maturo, questo è importante. Quindi Mondino oggi ci ha dimostrato che non si smette mai di diventare grandi e di maturare. Presidente Comandini, oggi tra il serio e il faceto Raimondo Schiavone ci ha in qualche modo obbligato a fare una riflessione sulle relazioni. Per lei è sufficiente questa formula o aggiungerebbe qualche altra componente? È una formula che sicuramente ognuno interpreta a modo suo, in quanto anche nei confronti dell'amore ognuno di noi è diverso. L'importante è che l'amore mantenga sempre le basi di stabilità, di tolleranza e anche di ascolto, perché come è stato detto anche da Mondino durante la presentazione del libro,
una delle componenti fondamentali è anche l'ascolto e la pazienza, perché all'interno dell'amore credo che ci sia proprio questo, la capacità di far stare insieme le persone al di là del sesso, al di là di tutto quanto, c'è la possibilità di veramente costruire vite che ti possono portare avanti a vivere insieme la cosa più bella che abbiamo, che è quello di stare insieme. E soprattutto manca un'altra componente, che l'amore è anche colore, tanti colori di cui c'è all'interno di questa frase, per cui credo che Mondino in maniera molto leggera però ci ha permesso anche di fare una grande riflessione sull'importanza e il valore dell'amore. Quanto è importante secondo lei mantenere questa leggerezza calviniana, diciamo, anche in questo periodo in cui anche lo spazio circonvicino a noi è afflitto dai maggiori conflitti mondiali? Credo che la leggerezza con la quale Mondino aveva presentato il suo libro non ci può far dimenticare quello che è intorno a noi. Tant'è che lo stesso Mondino ha ricordato anche la sua esperienza nel campo dei conflitti in cui lui si occupa e ha detto, che io condivido moltissimo, che invece di costruire bombe di morte costruiremo bombe di amore e di pace, probabilmente vivremo in un mondo migliore. La leggerezza di stasera non ci deve far dimenticare quindi che c'è tanta gente all'interno anche della vicinanza di questo Mediterraneo che soffre e lotta per vivere ed è costantemente oppressa. Credo che quindi la leggerezza non ci deve far dimenticare quello che accade intorno a noi. Una domanda personale, se posso. Quanto è importante nell'ottica, nella sfera della felicità, inseguire l'amore per Comandini? Molto importante. Io ho avuto 2 vite e in queste 2 vite devo dire ricordo sempre che anche in quella precedente ricordo sempre l'amore che mi ha permesso di avere una figlia, perché credo che anche il frutto dell'amore che sono i figli ti fanno capire quanto amare una persona può anche creare le condizioni per avere anche delle persone che poi ti seguono e vedi crescere. Chi meglio di lei conosce le varie sfaccettature dell'amore, sia come interprete, perché ha regalato delle opere veramente di grande successo di pubblico, ma non solo, ma anche di critica, che veramente in qualche modo svisceravano appieno l'amore, ma anche come interprete dei bisogni nella sua lotta sociale, assieme alla sua compagna Ima Battaglia, in un matrimonio epocale, iconico che ricordiamo tutti, celebrato dalla Cirinna. Ecco, lei riesce a perimetrare l'amore nella formula di cui parlavamo stasera, di Raimondo Schiavone. Vuole aggiungere qualche componente, qualche leva? Sì. Allora, cominciamo ad aggiungere che purtroppo non è matrimonio unioni civili, perché il matrimonio egualitario ancora non c'è e si spera che magari un domani ci sia. E diciamo che Raimondo Schiavone per me è stato veramente sorpresa, mi ha sorpreso. Io ho questo copione perché mi era arrivato il libro da Raimondo e dopo 10 pagine ho chiamato la mia agenzia e ho detto: ti prego, fammi un copione, me lo devi stampare, perché io questo libro me lo terrò sempre nel salone. Siccome ho tante amiche, tanti amici che hanno problemi di amore e proprio voglio imprestarglielo il libro, perché è un libro interessante, perché trovi delle risposte, ti fa anche tante domande, perché l'amore è un sentimento difficile da spiegare. C'è l'amore perché c'è, bisogna saperlo captare. E forse quando si è giovane si va di qua, si va di là, sei sempre di corsa, devi ancora realizzarti. E io a 50 anni ho trovato l'amore. L'amore deve essere comunque, come ha scritto Raimondo Schiavone, ma non deve essere fatto di silenzi, di dialoghi, bisogna parlare, bisogna rispettarsi, bisogna veramente, non è facile stare in coppia, bisogna sempre tenerlo acceso l'amore, ecco. E l'amore, come l'ho sempre detto, per me è l'unica leva che può salvare questo mondo, e mai come adesso abbiamo bisogno di amore e hanno bisogno d'amore, e questo mondo ha bisogno di tanto amore. We've come a long, long way together, through the hard times and the good. I have to celebrate you, baby. I have to praise you like I should. You're so rare, you're so fine.
I'm so glad that you're mine. Gruppo Ene. Dal secolo scorso, la nostra passione sono i clienti. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Meno scartoffie e più efficienza? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. Il dettaglio sul sito spheres.it. Remosa, in attività in Sardegna dal 1955. Oggi è leader nazionale nello sviluppo del progetto Idrogeno Verde. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Ogni giorno selezioniamo con cura il nostro raccolto. Il meglio del territorio. Da sempre, garanzia di qualità. Ma è proprio quando le luci si accendono e il mercato si anima che tutto prende vita. Dalla terra alla tavola in meno di 12 ore. Frutta e verdura dal sapore autentico, come in un mosaico di freschezza e genuinità. E per chi apprezza i sapori esotici, un'ampia scelta di frutti tropicali selezionati. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Setrand, settore ecologia. Forti delle nostre competenze e dei nostri mezzi, realizziamo bonifiche di siti inquinati anche da amianto. Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa fornendo un valido supporto per la gestione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, in linea con la nostra certificazione EMA. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. È stato un fine settimana con molte novità per la Giunta regionale, dalla legge che fa riferimento alla siccità e alla crisi idrica all'atteso sostegno al settore artigiano, per chiudere con il parere positivo della Corte dei Conti sul bilancio regionale 2024. Ma come sempre andiamo per ordine. Con l'arrivo dell'estate, del grande caldo e per far fronte all'emergenza idrica che sta mettendo in grosse difficoltà la nostra isola ed in particolare le aziende del settore zooagricolo, la Regione ha approvato in Consiglio una legge ad hoc che concede all'ENAS, l'Ente Acque della Sardegna, maggiore operatività e funzioni e di poter agire più rapidamente in caso di guasti grazie ad un ampliamento delle funzioni e grazie all'aumento del personale operativo. Attualmente ENAS ha 238 dipendenti su un fabbisogno teorico di 326. Il personale in alcune zone è operativo con solo 3 operai per 150 km di condotta. Grazie alla nuova legge, l'ENAS assume nuovi compiti di protezione civile connessi con la gestione delle crisi idriche, consentendo interventi emergenziali per la riparazione delle condotte e per effettuare l'ottimizzazione degli impianti e delle infrastrutture con ridotti tempi di intervento. Allo stesso tempo, l'ente regionale per il supporto idrico potrà potenziare il personale a sua disposizione sia internalizzando le funzioni di gestione degli impianti e del laboratorio di analisi, sia avviando le selezioni di operai dai centri dell'impiego prossimi al luogo di svolgimento delle attività lavorative
e sarà anche più semplice il trasferimento a Enas del personale ex ESAF. La stessa legge stanzia 4 milioni di euro per interventi emergenziali lungo le condotte del Coghinas per potenziare la fornitura d'acqua al Sassarese, 4,8 milioni per coprire i costi energetici per i trasferimenti delle acque da sistemi più ricchi a quelli più carenti e 2,8 milioni annui per un fondo che servirà a fronteggiare le rotture improvvise e impreviste nella sua rete idrica. A fine maggio l'assessore ai lavori pubblici Antonio Piu aveva promesso un'azione incisiva con misure urgenti in tutte le zone colpite dalla siccità, soprattutto in quei territori dove la carenza di risorsa idrica stava provocando maggiori criticità, impegnandosi a presentare in giunta un disegno di legge straordinario urgente per consentire all'Ente Acque della Sardegna, attraverso l'attribuzione di ulteriori funzioni in ambito di protezione civile, di impiegare immediatamente risorse finalizzate a garantire la sostenibilità idrica in vista della stagione estiva. In questa prospettiva, il lavoro che l'assessore ha portato avanti con la cabina di regia della crisi idrica ha consentito di porre un rimedio al contingente e programmare per il futuro una serie di interventi e lavori che oggi diversamente non si potrebbero fare in tutto il territorio regionale. Per raggiungere l'obiettivo in 40 giorni è stata fondamentale la collaborazione dell'intero Consiglio regionale per poter mettere in campo in tempi brevissimi tutto l'impegno necessario. La legge parte con la necessità di far sì che Enas possa crescere sempre di più e avere un ruolo strategico per quanto riguarda il ruolo dell'acqua nel multisettoriale, ma non solo. In Sardegna abbiamo una criticità che è quella di una eccessiva frammentazione per quanto riguarda la gestione del bene acqua. Attraverso queste funzioni aggiuntive Enas sicuramente avrà un braccio operativo attraverso funzioni di protezione civile molto più immediate, maggior numero di personale e quindi capacità di monitorare le condotte, ma soprattutto di poter gestire le urgenze in maniera molto più efficiente e rapida, quindi una norma necessaria che ci consentirà poi anche di mettere la parola fine rispetto a tanti dipendenti ex ESAF che attendono da tempo l'inserimento dentro l'organico di Enas. Da oggi in Sardegna sono disponibili nuove misure di sostegno per le imprese artigiane, tra cui un bando da 30 milioni di euro e incentivi per il passaggio generazionale. La Regione ha stanziato fondi per favorire investimenti e crescita del settore, con contributi a fondo perduto e incentivi sugli interessi in conto capitale pari a 550.000 euro. Un provvedimento per l'anno 2025 che probabilmente sarà ulteriormente incrementato con la prossima manovra finanziaria, che servirà a dare sostegno e supporto a coloro che hanno fatto investimenti che vanno dall'acquisto dei capannoni o dei negozi sino alle scaffalature, gli arredi, i software, le azioni di marketing e così via, ad eccezione naturalmente delle scorte delle merci negli ultimi 20 mesi. Quindi un finanziamento concreto che va a coprire sino al 40% delle somme spese e sino ad un massimo di 300.000 euro, che è il massimale dei minimi. In base alle richieste pervenute negli uffici dell'assessorato regionale competente, negli anni scorsi si ipotizza di poter dare una risposta positiva a circa 1.500 imprese artigianali della Sardegna. L'intervento arriva in un momento particolare per il comparto, che fa registrare, così come il turismo, numeri in costante crescita, con oltre 30.000 aziende che danno lavoro a più di 70.000 sardi e con un contributo all'economia della nostra regione pari a 2,5 miliardi di euro, con un'incidenza sul prodotto interno lordo della Sardegna pari a circa il 7,5%. Dall'8 luglio via libera la presentazione delle domande online a valere sull'avviso pubblico per la concessione di contributi in conto interessi e in conto capitale a favore delle attività artigianali sulla piattaforma SIPES, il sistema informativo regionale di erogazione e sostegno. Possono accedere ai contributi le imprese del comparto con sede operativa nell'isola. Devono aver effettuato investimenti supportati da un finanziamento o da una locazione finanziaria concesso da banche, confidi,
intermediari finanziari, società di leasing, con spese sostenute nell'arco dei 24 mesi precedenti la data di presentazione della domanda. Inoltre, i finanziamenti o locazioni finanziarie devono essere correlati temporalmente all'investimento e avere un importo nominale inferiore al 10% del contributo complessivo, se inferiore o uguale a 50.000 euro e 5.000 negli altri casi. Il contributo è soggetto alla regola del de minimis, secondo la quale il beneficiario non può usufruire nell'arco dei 3 anni precedenti la data di concessione dell'aiuto di un contributo economico complessivo superiore ai 300.000 euro. È probabilmente il più grande investimento mai fatto su questo settore, un bando che ha una dotazione di 30 milioni di euro in conto capitale e 550.000 euro in conto interessi, che probabilmente saranno ulteriormente incrementati con la prossima manovra finanziaria, che servono a dare sostegno e supporto a coloro che hanno fatto investimenti negli ultimi 20 mesi, investimenti di qualunque genere, ad eccezione naturalmente delle scorte e le merci, che vanno dall'acquisto dei capannoni o dei negozi sino alle scafalatture, agli arredi, ai software, alle azioni di marketing e così via. Quindi un finanziamento concreto che va a coprire sino al 40% delle somme spese e sino a un massimale di 300.000 euro, che è il massimale de minimis. Noi, sulla base delle richieste fatte negli anni scorsi, pensiamo di poter dare risposte a circa, forse anche oltre, 1.500 imprese artigianali della Sardegna. Nel fine settimana la Corte dei Conti di Cagliari ha approvato la parifica del rendiconto generale della Regione Sardegna per l'esercizio 2024. L'equilibrio pareggiato tra entrate e spese è stato pari 10 miliardi e 615 milioni. Per l'esercizio in analisi, il rendiconto regionale è stato promosso nei termini e trasmesso alla Corte, che ha verificato la coerenza tra i documenti contabili, la corrispondenza con i risultati della gestione e la corretta applicazione dei fondi e delle risorse. Il bilancio ha rispettato gli equilibri previsti, i dati risultano attendibili e conformi alle previsioni normative e contabili. In considerazione dell'istruttoria svolta, i magistrati contabili hanno formulato un giudizio di parifica favorevole al rendiconto dello scorso anno. La Corte riconosce alla Giunta un risultato positivo in termini di equilibrio di bilancio, con un avanzo di amministrazione superiore ai 3,7 miliardi di euro, un utile di esercizio da oltre 600 milioni e un saldo della gestione di competenza che conferma la solidità dell'impianto contabile. È migliorata anche la capacità di spesa. Nel 2024 è stato infatti utilizzato quasi il 90% di quanto impegnato, segnale di una maggiore efficienza nella gestione delle risorse. Anche l'indebitamento si è ridotto, con un debito contratto nell'anno di appena 4 milioni di euro, a fronte dei 249 milioni dell'anno precedente. Dall'assessorato al bilancio e alla programmazione si sottolineano alcuni punti importanti. È aumentata la capacità di pagamento di 5 punti percentuali rispetto alla media della scorsa legislatura. Sono state spese tutte le risorse incassate nel 2024. È stato mantenuto sostanzialmente invariato il fondo cassa. Sono stati sbloccati quasi 400 milioni di euro di fondi vincolati. È stato mantenuto un buon livello di impegno delle risorse pari al 76% di quanto stanziato. Il giudizio positivo della Corte dei Conti permetterà a breve di proporre in Giunta una nuova variazione di bilancio da approvare prima della pausa estiva e consentirà poi a settembre di predisporre la legge di bilancio nei tempi previsti per un'approvazione del Consiglio regionale entro l'anno solare. Ma noi stiamo discutendo e quindi credo a giorni potrà essere portata in Giunta, appunto con l'obiettivo di accelerare, quindi di chiudere possibilmente entro metà agosto. È chiaro che noi ci troviamo ancora risorse libere, è stato detto, comunque c'è
un avanzo importante, e questo è legato ai meccanismi anche di svincolo della spesa che stiamo pian piano raccogliendo nei diversi mesi e nel tempo. E quindi la cosa importante è non disperdere le finanze, la cosa importante sarà avere misure che vanno a finanziare quelli che sono poi le direttrici identificate anche oggi: trasporti, sanità, infrastrutture, per fare in modo che i cittadini vedano anche e comincino a capire la differenza. Uno dei temi che è stato posto in evidenza è l'istruzione, e credo che anche i test invalsi che sono emersi ieri non ci fanno onore, quindi credo che sia veramente un settore critico su cui anche i nostri investimenti si devono concentrare. La nostra isola ha moltissima strada da fare, si vedono dei segnali di miglioramento, l'hanno detto in maniera molto chiara i referendari, il fatto che la nostra regione abbia aumentato di 5 punti la capacità di pagamento dall'85 all'89%, che abbia aumentato la capacità di spesa dei fondi dal 74 al 76%. Bisogna a questo punto misurare l'efficacia degli investimenti, e soprattutto c'è un tema che è stato ricorrente: la programmazione unitaria. Noi dobbiamo migliorare nel fare in modo che le azioni siano uniche e che i fondi debbano servire per finanziare in maniera unitaria queste azioni. Questo credo che sia il monito più importante, e anche ciò che è stato detto in maniera chiara anche dalla procuratrice, dalla memoria che ha consegnato. Quindi noi dobbiamo continuare in maniera forte a dare dei segnali di miglioramento sui trasporti, sulla sanità abbiamo ascoltato. Credo che ci si possa dare atto del fatto che avere messo un RUAS per le liste d'attesa, di avere misurato in uno show sul CUP, siano comunque quantomeno dei segnali per dire: partiamo da qua, di strada da fare ne abbiamo molta, però ci stiamo anche dotando degli elementi per poter migliorare. Io credo che sia importante davvero pensare che noi ne diamo conto ai cittadini sardi, che hanno ascoltato ovviamente anche quello che è l'evidenza di questo contesto e quindi di questa parifica, e quindi sappiano che i fondi non mancano, le risorse non mancano, e quindi ancora di più un monito alla politica e anche a me, alla mia giunta, al Consiglio regionale, a questa maggioranza, di essere più efficaci. Dopo tante delusioni e bocciature, la settimana più positiva della giunta guidata da Alessandra Todde si è chiusa nella tarda serata di sabato con la buona nuova da Parigi, dove si è riunito il Comitato UNESCO che ha deliberato che le Domus Deianas entrano a far parte del patrimonio dell'umanità. Un decreto internazionale storico per l'iscrizione della Casa delle Fate nella prestigiosa lista mondiale delle eccellenze di Casa UNESCO. L'atteso verdetto del Comitato porta a compimento un percorso iniziato nel 2018 che, su iniziativa del Centro Studi, Identità e Memoria, ha coinvolto con la Regione Sardegna i Ministeri italiani della Cultura, degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e di numerosi comuni sardi con Alghero capofila. Ieri, prima di partire a Parigi, ho chiesto a tutto il popolo sardo il sostegno per portare a casa questa candidatura delle Domus Deianas come patrimonio dell'UNESCO. Ce l'abbiamo fatta, ci hanno appena iscritto, è stata una sessione combattuta, una sessione entusiasmante, alla fine abbiamo avuto tutti i paesi che ci hanno sostenuto, e credo che sia un momento storico, un momento di identità, un momento di orgoglio, un momento per comprendere l'enorme patrimonio archeologico e l'eredità che dobbiamo custodire per i nostri figli e per il nostro futuro. Io credo che questo sia un punto di partenza, non un punto di arrivo, però oggi celebriamo. In collaborazione con Gruppo Ene. Dal secolo scorso, la nostra passione sono i clienti. Suentu. Vini nuovi da terre antiche. Richiedi al tuo negoziante di fiducia i prodotti del mercato agroalimentare della Sardegna. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa.
Sardegna. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. SE Trand, settore ecologia, dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna.